cosa deve fare un consumatore quando ha un problema? Innanzitutto deve prendere tutta la documentazione che ha a sua disposizione, tutto l'elemento cartaceo che ha causato questo problema, e naturalmente la prima cosa che deve fare magari informarsi a dalle persone che stanno accanto, i figli eccetera. Però noi consigliamo sempre di rivolgersi alla nostra associazione telefonando. Abbiamo dei vari settori di intervento, dalla telefonia alle banche eccetera eccetera, espone qual è il settore di intervento e prende appuntamento con noi. Noi solitamente vediamo il problema qual è, prima di intraprendere qualsiasi azione di tipo legale o in contraddizione con valutiamo se ci sono gli elementi per farlo. Questo per noi è essenziale, non vogliamo illudere la gente. Quindi per noi è fondamentale che le persone siano coscienti che il problema, quando c'è, deve essere affrontato dalle persone esperte.